Benvenuti, oggi è sabato 3 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:06. La luna sorge alle 4:38 e cala alle 19:56. Oggi la chiesa celebra Santa Lidia. Il nome Lidia viene dal greco e significa donna abitante della Lidia. I poeti latini spesso celavano sotto questo nome quello vero della loro amata. Il 3 agosto si celebra la giornata nazionale del peperone, un ortaggio fresco, estivo e dalle tante proprietà nutritive, al punto da meritarsi un'intera giornata dedicata. Nonostante per alcuni sia un alimento difficile da digerire, in verità ciò che risulta pesante è il complesso fibroso che riveste la polpa, ovvero quella che comunemente chiamiamo pelle. Tra gli ortaggi estivi più colorati, i peperoni vantano poche calorie e tanto gusto, ricchi di vitamine e sali minerali, tra cui spiccano il potassio e la vitamina C. I peperoni sono anche un'ottima fonte di beta-carotene ed altri carotenoidi. Compie oggi 84 anni l'attore americano Martin Sheen, il protagonista del leggendario Apocalypse Now. Nato col vero nome di Ramón Antonio Gerardo Estaves, ha cominciato in teatro per poi sfondare al cinema. Sempre molto coinvolto nella politica, è stato arrestato 63 volte per le proteste, sia contro le azioni militari del governo statunitense, sia per questioni ambientali. Spesso gli è stato proposto di candidarsi alla Casa Bianca, ma lui ha risposto: lì non c'è posto per un pacifista. Festeggia 74 anni Paolo Bertolucci, soprannominato il braccio d'oro del tennis italiano. Tra gli anni 70 e 80 ha formato uno straordinario doppio con Adriano Panatta, grande amico anche fuori dal campo. Insieme hanno portato l'Italia all'unica vittoria nella Coppa Davis in Cile nel 1976. Oggi è uno dei più apprezzati commentatori. Infine auguri a John Landis. Per il regista di The Blues Brothers, Animal House e Il principe cerca moglie, le candeline sono 74. Nato a Chicago, comincia la gavetta nel cinema come portalettere, trovando a poco il suo spazio. Dirige anche uno dei video musicali più famosi della storia, quello di Thriller con Michael Jackson e gli Zombie. L'obiettivo, come sappiamo tutti, era quello di trovare la via più breve per arrivare nelle Indie. E sappiamo anche che a salpare da Palos il 3 agosto del 1492 furono 3 caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, l'ammiraglia capitanata da Cristoforo Colombo. Qualcuno ha idea di come andò a finire? Ma lo sapete perché si sbadiglia? Può accadere per stanchezza, noia, fame o in alcuni casi più rari anche per paura. Pensate per un momento a cosa accade quando sbadigliamo. Un'ispirazione lunga e profonda a bocca spalancata che ha come risultato una maggiore ossigenazione del cervello che ci permetterà di essere più svegli. La contagiosità dello sbadiglio può essere dovuta al fatto che in modo involontario vorremmo mantenere lo stesso livello di vigilanza delle persone a noi vicine, aumentando anche noi i livelli d'ossigeno. Buon fine settimana ai 12. Oggi la luna passerà dal chiarore lunare del Cancro alla solarità del Leone. Cosa vorrà dire questo gioco di luce nello zodiaco? Vediamolo insieme. Ariete. Seppure per voi la mattinata inizierà un po' stanca, la serata sarà sicuramente brillante, quindi godetevela, anche perché la luna vi porterà fortuna, passione e amore, quindi state sereni. Inizia proprio un bel weekend per voi.
Toro, la mattinata oggi sarà importante, preziosa e brillante perché probabilmente la sfrutterete per terminare qualche lavoro, per fare qualcosa di importante, per poi stare sereni tutto il weekend e dedicarvi anche un po' all'amore, anche se probabilmente il vostro amore sarà anch'esso molto impegnato in questo weekend. Pazientate. Gemelli, la giornata di oggi prevede una mattinata un po' stanca e un po' che ha a che fare con il riordino e la messa in moto della casa o della famiglia. Mentre invece la serata risulta brillante, comunicativa, con amici da vedere, piena di ospiti e soprattutto con qualche impegno mondano che non vi dispiacerà. Cancro, la luna oggi abbandona i vostri gradi, in mattinata rimane con voi a ricordarvi sempre che siete il segno più magico dello zodiaco. Passando il leone, finalmente potrebbe essere una giornata di incassi o di oggettive e solide realtà che finalmente portano chiarezza, luce e vi fanno tirare un bel sospiro di sollievo. Leone, la giornata di oggi si prepara a ricevere un ospite d'onore, la luna. Nel vostro regno la luna, soprattutto in questa fase dell'anno in cui è presente anche il sole, fa dei giochi di luce meraviglioso. La luce nel linguaggio zodiacale rappresenta la vita, l'energia, quindi da oggi disponete di uno stupendo quantitativo di energia che potete impiegare per celebrare la vostra vita, la vostra famiglia, i vostri amori. Vergine, giornata oggi che vede l'inizio di una lunga riflessione, proprio perché la luna si sposta nel campo della vostra 12ª casa, quindi nel regno del vostro inconscio. Desiderate chiarezza, desiderate certezze e soprattutto capire bene chi è dalla vostra parte e chi no. Per come siete analitici e metodici, per voi saranno importanti le risposte chiare, immediate e dirette. Bilancia, giornata oggi che fa partire la mattinata ancora un po' confusa, dubbiosa e un po' pigra, ma subito dopo, già nel pomeriggio, vedrete una risalita emozionale importante e in serata una serata brillante, piena di incontri e soprattutto molto fortunata. Sono possibili per i single nuovi flirt o il rinverdire della passione per le coppie che vivono un allegro andante notevole questa sera. Scorpione, mattinata ancora dalla vostra parte, una mattinata da passare magari in famiglia, ad ordinare delle cose in casa, ma sicuramente è una mattinata preziosa e affettuosa. Nel pomeriggio probabilmente dovrete disdire qualche impegno o rimandare alla prossima settimana una serie di incontri e di cose. Cercate invece di contattare gli amici per assicurarvi una breve uscita e una serata decisamente molto più rilassante. Sagittario, giornata oggi che prevede una mattina un po' confusa, pigra, inconcludente a tratti, mentre invece il pomeriggio sarà brillante proprio perché la luna entra in regime di trigono, spingendo pure a unire le sue energie e la sua luce a quella del sole, quindi riceverete una forte ventata di energia che vi farà stare meglio anche psicofisicamente. Il fisico è stato un po' trascurato, da oggi comincerete a stare un po' meglio, qualche dolore cronico oggi va via. Capricorno, la luna oggi sarete contenti di sapere che seppure in mattinata ancora vi rende un po' pigri, si elimina in serata dall'opposizione, passando il leone, facendo ritornare l'umore abbastanza stabile e rendendovi sgombro il cielo da qualunque tipo di impedimento. Questa sera proprio penserete a come vorrete passare la domenica in compagnia con amici, oppure dedicandovi a un vostro passatempo che amate tanto e al quale non volete rinunciare. Acquario, una mattinata che parte abbastanza serena, quasi indolore, mentre invece la luna in serata potrebbe mettervi in una situazione un po' costrittiva, un po' una socializzazione forzata che non amerete molto. La luna si sposterà in leone e sarà opposta a voi e al vostro Plutone. Se vi infastidisce qualcuno o qualcosa, evitate, potete sempre inventarvi un malessere tattico. Pesci, la vostra energia positiva in mattinata è ancora confermata, quindi il vostro bisogno d'affetto e d'amore, mentre invece la luna si sposterà poi in sesto campo e vi vedrà probabilmente impegnati in qualche piccolo lavoro che vi ruberà qualche parte del pomeriggio, qualche parte della serata se vi dedicate a lavori che hanno a che fare con la sera, ma vi lascerà comunque lo spazio per divertirvi e stare sereni in compagnia di chi amate. Le prime note ascoltate dal pubblico sono quelle di Europa riconosciuta.
opera di Antonio Salieri, presunto rivale di Mozart. Il 3 agosto del 1778 viene inaugurato a Milano il Teatro della Scala, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Un tempio che oggi è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, musica classica e opera lirica. Oggi vi sveliamo un famoso modo di dire: "A bird in the hand is worth two in the bush", tradotto in italiano come "un uccello in mano vale due nel cespuglio". Questo detto ci insegna che è meglio tenere stretto ciò che già abbiamo anziché rischiare per qualcosa di incerto. Un modo di dire simile lo abbiamo anche in italiano: meglio un uovo oggi che la gallina domani. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi presentiamo Alessandro Cagliostro, un uomo che ha attraversato le corti e le prigioni europee. Si spacciava per un vero e proprio mago, capace di guarigioni miracolose, di trasformare il piombo in oro e addirittura, a detta sua, era figlio di un angelo. Ha anche dichiarato di poter soddisfare qualsiasi desiderio sessuale grazie a un sortilegio. Ma tutto ha una fine e per Cagliostro è stata la prigionia nella fortezza di San Leo che lo ha portato alla follia. O forse l'ha solo confermata. Ci salutiamo con la frase del giorno. È impossibile correggere gli abusi se non sappiamo di averli davanti. Con la consapevolezza di voler camminare sempre a testa alta, vi auguriamo una buona giornata, piena di coraggio e voglia di scoprire cose nuove. Ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata.